La co-creation o co-production è una innovativa pratica utilizzata a livello internazionale in molti progetti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici. Prevede che i cittadini non siano più utilizzatori passivi di un servizio già definito, ma che siano coinvolti in quanto risorse capaci di contribuire alla fase di ideazione di un servizio in un modello di collaborazione che ne valorizzi abilità, conoscenza ed esperienza. Anche in sanità la co-creation è sempre più diffusa ed è strettamente connessa con l'empowerment di pazienti e operatori, i quali potranno partecipare alla realizzazione di servizi per migliorare lo stato di salute e promuovere il benessere. Nella co-creation non cambia solo il ruolo di operatori e cittadini, ma anche quello degli esperti di innovazione, i quali agiranno come facilitatori capaci di ideare soluzioni in collaborazione con gli utenti. La co-creazione con i cittadini e con chi lavora in sanità permette di avvicinarsi ai reali bisogni degli utenti, evitando di realizzare servizi scarsamente utilizzati. Il metodo co-creation si articola in varie fasi. Dopo un'iniziale selezione del target e coinvolgimento di cittadini e operatori, avviene la vera e propria fase di co-creazione. I risultati ottenuti vengono discussi e rielaborati con i tecnici, fino alla realizzazione di un modello. In ultima istanza il modello viene messo alla prova degli utenti finali, fino a raggiungere un risultato realmente condiviso, frutto di reale collaborazione e confronto.